cieli accelerano sul processo di fusione tra le associazioni di Padova, Treviso e Venezia Rovigo, un PIL da 86 miliardi. L'appello: rivedere lo strumento del Super Green Pass obbligatorio per gli over 50. Calmierare i prezzi dell'energia a livello governativo e puntare sulla produzione di gas nazionale, ripristinando anche le trivellazioni interrotte. Queste le richieste dell'industria veneta. Dopo il duello in stazione, nuova rissa tra ragazzini ad Oderzo, ancora una volta la violenza immortalata dai video delle amiche. La psicologa: a rischio che l'esibizione diventi un'abitudine. Il ragazzino riconosce in autobus i due coetanei che qualche giorno fa lo avevano rapinato di pochi euro sotto la minaccia di un coltello, denunciati due quindicenni a Vicenza. Primo incontro tra Lega e Fratelli d'Italia in vista delle amministrative padovane. È iniziato il percorso che dovrebbe confermare Francesco Peghin come candidato unico del centrodestra. Dopo la festa per l'oro di Stefania Constantini, l'allarme dell'associazione Curling Cortina: urgente realizzare il nuovo centro che ospiti la disciplina alle Olimpiadi 2026, progetto fermo. Dal Cadore al Feltrino fino all'altopiano di Asiago la neve è tornata ad imbiancare le montagne venete, anche 23 centimetri caduti a Campo Molon. Buonasera, ben ritrovati TG Veneto. Apriamo allora dunque con gli industriali, la pagina che ci racconta i movimenti all'interno dell'associazione di categoria, perché gli industriali stanno accelerando sul progetto di fusione delle Confindustrie di Padova, Treviso da un lato, Venezia e Rovigo dall'altro. Con il 2023 il progetto potrebbe essere già una realtà. Che cosa cambierà? Il nostro obiettivo è quello, se riusciamo a farlo, di completare le operazioni di aggregazione entro quest'anno, per poi partire col nuovo soggetto, con un soggetto col soggetto associativo dell'area metropolitana il 1° gennaio del 2023. Preme sull'acceleratore numero 1 degli industriali veneziani e polesani Vincenzo Marinese. Di fronte ai problemi strutturali dell'economia, fare massa critica, dice, l'unica strada. Mettere insieme le industrie di Venezia, Rovigo, Padova e Treviso significa dare peso politico a un'area ad 86 miliardi di euro di PIL, oltre 30 di export, 325.000 imprese attive, oltre il 5% del totale nazionale. Per agevolare il percorso, Marinese non ha dubbi nemmeno sulla governance, pronto al passo di lato. La presidenza sarà del presidente Leopoldo Destro. Io voglio che sia il presidente Leopoldo Destro, che scade nel 2024, a finire il suo mandato. Prove tecniche di fusione sono già in corso e lo dimostra il progetto presentato a Palazzo Giacomelli con le 4 province che si sono aggiudicate il titolo di Capitale della Cultura d'Impresa 2022, promosso da Confindustria con il Ministero della Cultura. Una serie di eventi animeranno il territorio con appuntamenti di alto profilo e percorsi tra eccellenze e musei aziendali, dalla calzatura alla cantieristica navale, passando per la vallicoltura del Delta e il vino. Una grandissima opportunità per tutto il Veneto e per il futuro, soprattutto, lasciatemelo dire, in questo momento così difficile. Sullo sfondo le tante emergenze del periodo, dall'aumento dei prezzi delle materie prime all'applicazione del Super Green Pass per i lavoratori over 50, il tema di queste ore con gli industriali che stanno monitorando le fabbriche per capire le eventuali ripercussioni sulle catene di produzione. La situazione è altalenante. Ci sono imprenditori preoccupati perché poi tra l'altro gli over 50 rappresentano una parte, un'ossatura forte del sistema produttivo, perciò siamo molto combattuti. Strumento del Super Green Pass che va rivisto per la trevigiana Maria Cristina Piovesana, attuale vicepresidente nazionale di Confindustria. Nella gradualità, a nostro avviso, deve essere superato comunque, perché non possiamo estromettere dal mondo del lavoro, ma non solo del lavoro, della scuola, della sanità, non possiamo lasciare. Dicevo prima, non vogliamo lasciare indietro nessuno, perciò anche queste persone hanno bisogno comunque di risposte. Da oggi scatta l'obbligo di Super Green Pass per i lavoratori che hanno più di 50 anni. A Padova una protesta di una cinquantina di lavoratori del sindacato CUB e poi la preoccupazione degli artigiani. Debutto del Super Green Pass obbligatorio per i lavoratori over 50 del pubblico e del privato. Per questa categoria da oggi per andare al lavoro sarà necessario avere completato il ciclo vaccinale o essere guariti dal Covid. La misura resterà in vigore fino al 15 giugno, una situazione che nel Padovano, secondo il sindacato di base CUB, l'unico in piazza a manifestare contro il Super Green Pass, riguarderà migliaia di lavoratori che da oggi verranno sospesi senza stipendio.
Il dato generico è in media il 10%, rappresenta il 10% dei lavoratori, che si aggiunge ai già sospesi, quelli che avevano l'obbligo vaccinale dal 2021, e parlo dei sanitari, insegnanti, forze di polizia e scuole. Adesso riguarda anche il sistema produttivo, che è già in difficoltà nel reperimento di figure professionali e operai, quindi è un strumento, questo obbligo di Green Pass rafforzato, inutile per preservare la salute nei posti di lavoro. In circa 50 davanti alla prefettura di Padova i lavoratori del Cubo hanno definito il Super Green Pass uno strumento inutile e vessatorio. Tra i manifestanti anche chi è arrivato a definire una sceneggiata le immagini delle bare di Bergamo portate nei camion dell'esercito. Dentro le aziende, invece, il banco di prova dei controlli. I datori di lavoro potranno verificare il Super Green Pass over 50 con la app Verifica Covid-19 o con un sistema messo a disposizione dall'INPS. Ma c'è preoccupazione nelle piccole imprese artigiane padovane con pochi dipendenti che si vedono costretti a riprogrammare le attività. Non ci sono grandi numeri, però bisogna tener conto che le nostre imprese sono piccole o media impresa e che quindi i collaboratori sono pochi. Un collaboratore, qualora decidesse di stare a casa anche se non stipendiato, vuol dire che noi dobbiamo mantenere il posto di lavoro. È vero che si fa fatica a trovare dipendenti, però è vero che se io ne trovo un altro devo procedere con il mio lavoro, perché ho tutto il problema delle commesse e di continuare quello che è la produzione stessa. Molti lavoratori over 50 stranieri non vaccinati scelgono addirittura di tornare nel loro paese fino a giugno in attesa della revoca del provvedimento. Le nostre aziende hanno una forte perdita di manodopera, che vuol dire economia, che vuol dire reddito, che vuol dire far vivere l'azienda, insomma, in un momento in cui abbiamo già altri problemi a partire dal caro energia. E di caro energia appunto ci occupiamo, calmierare i prezzi a livello governativo e poi puntare sulla produzione di gas nazionale e ripristinare le trivellazioni interrotte. Questo è quello che chiede l'industria del Veneto. Le nostre richieste come Confindustria sono chiare e sono delle richieste purtroppo oggi emergenziali, nel senso che da un lato si chiede di aumentare quella che è l'estrazione di gas nei giacimenti che noi abbiamo, contemporaneamente anche di aiutare le imprese attraverso una calmierazione dei prezzi, come è stato d'altronde fatto sia in Germania che in Francia. Aumentare la produzione di gas nel medio-lungo periodo, calmierare i prezzi dell'energia nell'immediato, è questa la doppia richiesta della trevigiana Maria Cristina Piovesana, che in Confindustria Nazionale si occupa di ambiente e sostenibilità, deleghe mai così pesanti come in questo periodo tra caro bolletta, crisi dell'Ucraina e transizione ecologica, contingenze che richiedono risposte strutturali come la riapertura del fronte delle trivellazioni. Noi avevamo già una produzione maggiore di gas, dopodiché nel tempo l'abbiamo sensibilmente ridotta. Si tratta intanto di ripristinare ciò che già facevamo prima ancora di andare a fare nuove trivellazioni, perché di fatto si tratta di ripristinare quei giacimenti e quegli impianti che già sono presenti nel nostro territorio. Caro energia che riguarda l'industria grande e piccola, così come le famiglie e i comuni. Solo quelli veneti prevedono un esborso di 140 milioni di euro in più, un salasso, dice il presidente di ANCI Veneto Mario Conte, aggiornando la contabilità. L'allarme aumenta di giorno in giorno man mano che arrivano le bollette. Chiediamo al governo di intervenire con due azioni: una, di mettere immediatamente del denaro per far fronte all'emergenza che è di questi giorni, perché le bollette sono arrivate e ogni mese arrivano, perché una delle caratteristiche delle bollette è che ogni mese arrivano, e la seconda è di intavolare una trattativa perché ci sia una sorta di prezzi calmierati, perché non vorremmo trovarci in futuro a dover sempre ridiscutere dello stesso problema che sta di fatto mettendo in ginocchio le nostre comunità. Venerdì la protesta a Padova dei pubblici esercizi contro il caro bollette. Siamo entrati in una pasticceria che aderirà e ci spiega perché. Nei pubblici esercizi sono cominciate ad arrivare le bollette di energia elettrica e gas ed è stata una mazzata, veramente una mazzata, perché un aumento del 100% circa
per noi non ce l'aspettavamo e non sappiamo come reagire, nel senso che tu non puoi aumentare i tuoi prezzi del 100%, se no la gente non viene più. La storia di Federica Luni e della sua pasticceria è quella di tutti i colleghi. Aperto il PC, ecco la bolletta relativa alla fornitura dell'energia elettrica per il mese di dicembre. Il costo finale per dicembre 2021 è di 3.077 euro. A dicembre 2020 era molto meno della metà. 1.389,50 euro. Come fare ad assorbire rincari simili? La risposta è impossibile. Per questo anche Federica Luni, che lavora qui con il fratello Francesco, venerdì prossimo dalle 19.30 alle 20 spegnerà tutte le luci. Assorbi questo aumento impotente, perciò è proprio questo essere impotenti che ti sbaraglia, ti sconforta e non sai più cosa fare. Ecco perché questa manifestazione oppure questa sensibilizzazione nel chiudere simbolicamente le luci per una mezz'oretta in modo che si veda quando i pubblici esercizi chiudono le luci cosa succede nella città. La città si spegne. C'è la ripresa, conferma Federica Luni. Vediamo effettivamente la luce in fondo al tunnel. E adesso la prossima festività è Pasqua, quindi insomma ci auguriamo che sia una Pasqua diversa dall'anno scorso in cui le nostre porte finalmente si aprono alla clientela. La festa di San Valentino appena passata, dietro al tripudio di cuori, ha portato finalmente nuova linfa a pasticcerie, locali, ristoranti, ma i rincari non si limitano a luce e gas. Cresciuto il prezzo del latte, le uova per un periodo, complice l'influenza aviaria, erano diventate introvabili, ha aumentato del 30% il costo dei pistacchi, cresciuto il prezzo dei pinoli e del caffè. Noi non chiediamo dei fondi perduti o contributi a pioggia, noi chiediamo un aiuto concreto di ritorno alla normalità per sostenere queste spese che non erano previste, non erano annunciate e in cui noi non possiamo tagliare niente e quindi veramente chiediamo un aiuto concreto nel tagliare le bollette e ritornare alla normalità di 2 anni fa. Ci sono importanti novità nell'inchiesta sulla morte di Michele Merlo, vediamo. Un medico di Rosà e un altro con sede in Emilia-Romagna sono finiti nel mirino dei NAS per le indagini sul decesso di Michele Merlo, il cantante rosatese morto nel giugno scorso per un'ischemia cerebrale causata da una leucemia fulminante. È quanto emergerebbe dall'inchiesta della Procura Berica a pochi giorni dall'incidente probatorio, fissato per il 2 di marzo per consentire anche ai consulenti della difesa di ridiscutere le conclusioni della perizia disposte inizialmente dalla Procura di Bologna. Secondo quanto riportato dalla stampa locale e dall'ANSA, i NAS avrebbero sottolineato evidenti responsabilità a carico di un medico emiliano che visitò Merlo il 2 giugno. I risultati cui sarebbero giunti gli inquirenti metterebbero in relazione una presunta superficialità nella lettura dei sintomi da parte dei medici con la compromissione dell'esito stesso delle cure. Tuttavia pare che nessuna terapia somministrata all'inizio di giugno avrebbe potuto evitare il decesso del giovane. Questo dettaglio ha portato all'uscita di scena dalle indagini per il medico emiliano. Pare infine che Azienda Zero abbia escluso comportamenti negligenti da parte del medico di base che ha visitato Merlo il 26 maggio per una vasta echimosi alla coscia, invitandolo a un successivo controllo per il 31 maggio, al quale il giovane non si è presentato. Siamo a Derzo, provincia di Treviso, dopo il duello tra le ragazzine vicino alla stazione, questa volta nuova rissa all'interno di un locale. 20 secondi di violenza, 20 lunghissimi secondi in cui due ragazze fanno a tempo a sferrarsi calci e pugni, finendo a terra prima l'una dopo l'altra, sorrette e aiutate nella zuffa da altrettante amiche e dalle voci fuori campo. Chi incita, chi dice basta. Una scena fotocopia a quella vista nemmeno una settimana fa sempre ad Oderzo, solo che in questo caso siamo all'interno di un locale, in quel caso eravamo in Piazza degli Alpini e a darsela di santa ragione sempre giovani ragazze, ma con il preciso obiettivo di
di essere viste, riprese, pubblicate sui social. Anche in questo caso il video c'è ed è chi assiste inerme alla violenza che invece di intervenire, magari per sedare, apre la videocamera e schiaccia rec, riprende per diffondere sempre sui social. Una storytelling a cui siamo destinati ad abituarci? Secondo la vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi e delle Psicologhe del Veneto, ci stiamo abituando ad esibire. Di sicuro ci stiamo abituando al fatto che qualunque cosa deve essere esibita, quindi mi domando se è un racconto di violenza o è un racconto di visibilità. Quindi sono ragazze che hanno trovato tramite questo modo, tra l'altro mi pare di aver letto che sono incontri programmati, si danno un appuntamento, hanno trovato un modo per avere i 5 minuti di fama. Quale ritiene possa essere un percorso di accompagnamento per la famiglia? Avere degli spazi di dialogo, di riflessione, capire quali erano i vuoti e le mancanze, magari anche di rete sociale, di visibilità, che cosa li ha spinti a cercare questo spazio di richiamo sociale, più che puntare tutta l'attenzione sul fatto che siano state aggressive. Ancora protagonisti minorenni, riconosce i suoi rapinatori, chiama il 113, intercettati dalla polizia 2 minorenni. Era in piazza in centro a Vicenza ad aspettare l'autobus e ha riconosciuto a bordo i suoi rapinatori. Dopo aver contattato la polizia, le volanti hanno intercettato il mezzo e accertato dopo il controllo che c'erano i 2 sospettati. I 2, entrambi minori, dopo aver in un primo momento negato le loro responsabilità, hanno accompagnato i poliziotti nel luogo, in zona Campomarzo, in cui subito dopo la rapina ai danni di 2 coetanei quindicenni, lo scorso 5 febbraio, avevano nascosto il coltello a serramanico con cui avevano minacciato le 2 vittime per farsi consegnare alcune decine di euro e poi scappare. Nella disponibilità di uno dei 2 giovani è stata rinvenuta anche della marijuana in una quantità compatibile con l'uso personale. Gli autori della rapina, entrambi quindicenni e vicentini incensurati, sono stati segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia, poiché responsabili del reato di rapina aggravata in concorso e riaffidati ai propri genitori. Pochi secondi di pubblicità, torniamo tra poco. Ben ritrovati, ripartiamo dalla politica. Primi incontri tra Lega e Fratelli d'Italia in vista delle amministrative padovane per convogliare le loro intenzioni di appoggiare la candidatura di Francesco Peghin per il centrodestra. Si candida sindaco lei o andate con Peghin? Dai! No, la cosa certa è che il centrodestra sarà unito. Quindi diciamo. E quindi sul chi non è detto, questo vuole. No, allora con molta tranquillità. Io sono sono a disposizione, ma quello che a me interessa e stiamo lavorando, che adesso è molto serio, è un progetto che serve ai padovani e che Padova possa tornare veramente a correre. Non si sbilancia Enoch Soranzo, consigliere regionale di Fratelli d'Italia. Il suo nome spesso era rimbalzato come possibile candidato a sindaco di Padova nelle prossime amministrative, in contrapposizione al nome del civico Francesco Peghin. Soranzo, ospite ieri sera del talk show Ring di Antenna 3, sottolinea la volontà del centrodestra di correre unito, ma sul nome del candidato non si fa sfuggire nulla e infatti oggi è iniziato il percorso di dialogo. Nella sede della Lega Noventa Padovana c'è stato il primo incontro tra i vertici regionali di Fratelli d'Italia e quelli del Carroccio. Sul piatto non solo le sorti elettorali di Padova, ma anche quelle di Verona, dove l'accordo sul nome di Federico Sboarina è ormai chiuso, e Belluno. Il confronto tra i 2 principali partiti del centrodestra, soprattutto sui programmi. Prossimo passo invece nome ed eventuali spartizioni di assessorati. Il sentimento che si percepisce tra chi ha partecipato all'incontro è quello della fiducia. Presto potrebbe esserci l'intesa per Padova, dunque, sul nome di Peghin. Prossimo incontro lunedì 21 febbraio. Nel frattempo verranno coinvolte le rappresentanze sul territorio dei partiti. Siamo alla rivolta dei medici di base, l'incontro in regione oggi è stato soddisfacente, per i sindacati si apre dunque una trattativa. È stato proficuo e lascia le 2 parti soddisfatte l'incontro che si è svolto in regione tra i rappresentanti dei sindacati dei medici di base e il direttore generale della sanità Luciano Flor.
SMI e Snami, che per domani avevano indetto uno sciopero informatico con lo stop a fascicoli sanitari elettronici, ricette dematerializzate e prescrizioni online, sono dunque pronti a far rientrare la mobilitazione che doveva proseguire fino a fine marzo. Abbiamo avuto un'apertura e avremo un incontro il 3 di marzo in cui cominceremo a riorganizzare, a parlare della riorganizzazione del territorio, che è quello che abbiamo voluto, insomma, con la minaccia dello sciopero. Il nostro sciopero è stato fatto non tanto per una protesta in un momento di crisi, ma per sottolineare il nostro grido di dolore che abbiamo in questo momento, perché siamo stremati. L'eccessiva burocrazia da una parte, dall'altra un carico di assistiti sempre più oneroso vista la mancanza di nuovi professionisti, stanno di fatto impedendo ai medici di famiglia di fare il loro mestiere, dicono. Da 2 anni non c'era un confronto faccia a faccia con la regione, al di là dell'emergenza è la medicina generale del territorio che va riorganizzata. Avevamo solamente degli incontri programmati in cui parlare di riorganizzazione del territorio nei prossimi anni. Questo l'abbiamo ottenuto, siamo contenti. Domani penso che sia praticamente impossibile fermare lo sciopero, perché ormai lo vuole il giorno prima, il pomeriggio prima, insomma è difficile avvisare tutti quanti i colleghi, quindi domani ci sarà sicuramente una giornata difficile, però dopodiché sospeneremo lo sciopero e ci troveremo il 3 e vedremo come andrà avanti la contrattazione, insomma, con la regione. Ecco, però siamo contenti, diciamo. Dopo la vittoria della Constantini, è pressing per la realizzazione dell'impianto di curling a Cortina, di cui oggi non v'è traccia. Stefania Constantini negli ultimi 2 anni si è dovuta spostare innumerevoli volte in Trentino per allenarsi su un ghiaccio adatto al nostro sport e alle sue capacità. Qui non avrebbe potuto farlo. Dagli allori ai dolori, archiviata la settimana di festeggiamenti per l'oro olimpico di Stefania Constantini nel doppio misto di curling, restano da affrontare i problemi oggettivi per la pratica della disciplina a Cortina, che nel 2026 per ora sulla carta dovrebbe ospitare anche le gare di curling e della specialità paralimpica di wheelchair. Chiara la denuncia dell'associazione Curling Cortina. Dopo il crollo del Curling Center nel 2014 sotto il peso della neve, il progetto di realizzazione della nuova struttura giace da 7 anni e 7 mesi in balia della burocrazia. Non vogliamo colpevolizzare nessuno, ma vogliamo che chi sa di avere la responsabilità agisca in tempi brevissimi. Sono stati sprecati ulteriori 7 mesi dopo 7 anni di incontri con l'amministrazione. Il nuovo Curling Center è previsto sotto l'area del Parco Giochi allo Stadio del Ghiaccio e sarà un impianto di prim'ordine. Il progetto del Comune è passato sotto la gestione del commissario di governo Valerio Toniolo, che l'ha portato all'approvazione lo scorso luglio. Nel frattempo, a dicembre, Toniolo è decaduto dall'incarico e non ha potere di firma. I soldi per l'impianto però ci sono: 3.600.000 euro stanziati dal Comune di Cortina, che in questa fase di stallo è disposto a valutare di avocare a sé la competenza per bandire la progettazione esecutiva con la provincia stazione appaltante. Lo riferisce il vice sindaco Luigi Alverà, il cui auspicio è di vedere almeno la cavea pronta a fine 2023 per consentire successivamente di eseguire lavori di manutenzione allo Stadio del Ghiaccio. Sull'iter burocratico amministrativo, l'associazione Curling chiede che il Comune faccia chiarezza entro 15 giorni e che si sblocchi il progetto esecutivo per dare il via libera al bando per l'appalto dei lavori. I lavori dovranno iniziare assolutamente entro la primavera 2022, altrimenti non saremo in grado di portare atleti di Cortina alle Olimpiadi di casa. Senza una nuova struttura realizzata in tempi brevissimi, rischiamo di negare ai nostri giovani la possibilità di partecipare alle Olimpiadi di casa. E ancora più importante, a Stefania di poter riconfermare il suo titolo olimpico. Se il nuovo centro non sarà costruito in fretta, l'intero movimento del curling verrà cancellato dopo più di 70 anni di attività. Il rischio di vedere sfumare la sede olimpica del curling a Cortina è dietro l'angolo. Ci ha provato, e forse lo sta facendo ancora, la Federazione Internazionale Curling, che voleva le gare a Milano. Sulla sua strada ha trovato l'opposizione del vice sindaco Luigi Alverà e della Fondazione Cortina. L'impasse sui lavori oggi potrebbe voler dire trovare il diavolo nel catino domani. È arrivata la neve, andiamo su in altopiano. Neve abbondante sull'altopiano dei 7 comuni, che se da una parte ha fatto scattare l'allerta sicurezza per la circolazione su strada, dall'altra ha regalato immagini da cartolina per turisti e cittadini. Ad Asiago e Gallio, attorno ai 1000 metri di altitudine, si misurava in mattinata un manto fresco fra i 25 e i 30 centimetri, mentre nelle località sciistiche in quota si sfiora addirittura il mezzo metro.
Sull'intero comprensorio traffico rallentato con gli spazzaneve e i mezzi spargisale che hanno lavorato ininterrottamente a partire dalle prime ore del giorno. La neve è stata accolta favorevolmente dagli operatori turistici, in particolare gli impiantisti e i titolari delle piste di fondo. E la neve è tornata ad imbiancare anche la provincia di Belluno, la parte alta, siamo sopra i 500 metri di quota, il Feltrino, con apporti consistenti che hanno anche creato disagi. Problemi maggiori lungo la statale di Alemagna, dove si sono registrati forti rallentamenti al traffico che a causa di mezzi pesanti finiti di traverso. È accaduto a Calalzo di Cadore sulla 51 bis in via Nazionale, dove è dovuta intervenire l'ANAS per deviare il traffico. Disagi anche a Valle di Cadore, dove 2 autoarticolati hanno bloccato la circolazione all'altezza della curva di Vallesina. In Valbelluna pioggia insistente per tutto il giorno dopo quasi 2 mesi di siccità. Vi ricordo che dal 9 marzo scatta il passaggio alla nuova televisione digitale in Veneto. Le 3 emittenti del gruppo Media Nord-Est si ricollocheranno in una nuova posizione sul telecomando. Antenna 3 sarà visibile sul canale 10, Rete Veneta sul 14, TNE Telenord-Est sul 18. Dunque, per continuare a seguire l'informazione di Antenna 3, Rete Veneta e Telenord-Est basterà risintonizzare il televisore. I canali, ve li ricordo, sono il 10 per Antenna 3, 14 per Rete Veneta, 18 per Telenord-Est. Siamo in chiusura, le previsioni del tempo come sempre. Grazie per averci seguito, arrivederci. Gioielleria Laboratorio Orafo di Livio D'Arè. Crea e realizza gioielli seguendo i tuoi desideri. Bentrovati al meteo. Dopo un inizio di settimana segnato dalla pioggia, torna l'alta pressione. Migliora dunque il tempo sul nostro territorio. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto la grafica di mercoledì 16 febbraio ci mostra un contesto buono. Durante la mattinata aumento della nuvolosità con qualche foschia. A seguire cielo via via più sereno o al massimo poco nuvoloso. Venti deboli da direzioni variabili. Temperature con contenute variazioni di carattere locale, minime tra -1 e 3 gradi, massime comprese invece tra gli 8 e i 10 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo qualche addensamento con isolati piovaschi sui rilievi al mattino, ma col passare delle ore sarà più asciutto e soleggiato dappertutto. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime sui 9-10 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, anche qui soleggiato, solo con qualche isolato annuvolamento, ma sarà del tutto innocuo. Temperature minime intorno a -3, -2 gradi, massime sui 9-10 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Gioielleria Laboratorio Orafo di Livio D'Arè. Crea e realizza gioielli seguendo i tuoi desideri.